Eccoci tornati in diretta. Andiamo sui temi dell'economia, perché sul Recovery Fund a dare l'allarme non è un quotidiano sovranista, ma è La Stampa, a pagina 7. Battaglie in Europa. I soldi del piano rischiano di slittare. Il Parlamento vuole 113 miliardi in più nel prossimo bilancio dell'Unione Europea, ma riceve l'alto là dai paesi frugali. Tensioni sullo Stato di diritto in Ungheria. Senza accordo i finanziamenti per la ripresa post-Covid difficilmente saranno pagati prima della seconda metà del 2021. C'è un problema a Bruxelles che rischia seriamente di far slittare l'approvazione formale del Recovery Fund e quindi di ritardare l'arrivo delle risorse. L'Europarlamento e il Consiglio sono impegnati in un braccio di ferro sul prossimo bilancio che al momento sembra senza uscita. E finché non c'è un accordo su questo dossier, 7 paesi hanno fatto sapere che non daranno il via libera formale al Recovery Plan, impedendo di conseguenza la ratifica nei parlamenti nazionali, indispensabile per iniziare l'emissione di bond comunitari con cui finanziare il maxi piano da 750 miliardi. Da un lato ci sono Polonia e Ungheria, che non vogliono vincolare l'erogazione dei fondi al rispetto dello Stato di diritto, come invece chiedono gli eurodeputati. Dall'altro ci sono i 4 frugali, sostenuti dalla Finlandia, che tirano il freno perché temono di dover sborsare più soldi e rischiano di veder cancellati i rebates, cioè gli sconti di cui godono sulla loro quota contributiva del bilancio. L'Italia, al pari della Spagna e di altri principali beneficiari del piano, rischia di pagare seriamente il prezzo dello scontro. La prima tranche di aiuti, a oggi prevista per il secondo trimestre del 2021, finirebbe cioè per slittare nella seconda metà del 2021. E ieri mattina l'ambasciatore tedesco, che guida il semestre di presidenza e dunque rappresenta il Consiglio al tavolo delle trattative con gli eurodeputati, ha lanciato l'allarme. Sono estremamente preoccupato perché i negoziati stanno procedendo troppo lentamente. Senza un accordo rapido sul bilancio rischieremo di ritardare l'adozione del recovery. Una fonte diplomatica fissa una scadenza chiara. Per partire a gennaio con il Next Generation EU dobbiamo chiudere l'accordo sul bilancio entro metà ottobre, altrimenti lo slittamento sarà inevitabile. Il Parlamento rispedisce al mittente le critiche, la richiesta del Consiglio è irrispettosa e poco seria, attacca il capo negoziatore Johan van Overtveld. Sono loro a non voler ascoltare le nostre richieste, la decisione di cancellare il Recovery Fund è una loro scelta politica, non possono incolpare noi. Ma ieri i 7 governi sono stati chiari. Fino a quando non chiudiamo l'accordo sul bilancio e sul meccanismo per lo Stato di diritto, non daremo via libera necessario per poter iniziare le ratifiche nazionali, processo che in alcuni Stati potrebbe richiedere diversi mesi. Il governo olandese, alla vigilia delle elezioni politiche di marzo, ha tutto l'interesse a dilatare i tempi. Ci sono 2 diversi nodi che bloccano le trattative sul bilancio dell'Unione Europea. Il primo è prettamente economico. Gli eurodeputati vogliono aumentare il volume totale per dare più soldi ad alcuni programmi, tra cui Erasmus e Horizon. L'accordo raggiunto a luglio dal Consiglio europeo aveva fissato a 1074,3 euro la dimensione del budget settennale. Ovviamente non si parla di 1074 euro, ma questa è la cifra che viene scritta dalla stampa e quindi qualunque lettore, anche sottoscritto, legge questo e poi ovviamente dovrà, temo, inventare che sia 1 miliardo, perché il numero, se si vuole mettere, lo si metta preciso, perché metterlo così è come non metterlo. Secondo fonti diplomatiche, la richiesta dell'Europarlamento è invece di incrementare tali voci di spesa con ulteriori 113 miliardi di euro, il 10% in più. Per i governi non se ne parla proprio, soprattutto per i frugali, che inoltre temono lo sgambetto degli europarlamentari e la cancellazione degli sconti. L'altra questione invece è legata al contenzioso sul meccanismo in grado di bloccare l'erogazione dei fondi dell'Unione Europea ai paesi che non rispettano lo Stato di diritto. L'intesa raggiunta a luglio dal Consiglio europeo è stata molto vaga e aveva permesso a tutti di cantare vittoria. Ora però va tradotta in termini legislativi e tutti i nodi stanno venendo al pettine.
L'Europarlamento vuole un sistema più rigido che dia maggiori poteri alla Commissione per decidere lo stop ai fondi. Polonia e Ungheria chiedono invece che a decidere siano i governi all'unanimità, in modo da supportarsi a vicenda. La prossima settimana la presidenza tedesca avanzerà una proposta di compromesso, ma l'intesa è ancora lontana, come i fondi del Recovery Fund. Questo articolo credo abbia il merito di fare chiarezza sul Recovery Fund, nel senso che prima che quei soldi arrivino bisogna riuscire ad approvare il bilancio dell'Unione Europea. In seconda battuta bisogna riuscire ad avere l'approvazione del Recovery Fund da parte di tutti i parlamenti dell'Unione Europea, tutti i parlamenti nazionali. Quindi stiamo parlando non di soldi che stanno arrivando, ma di una destinazione, di un viaggio periglioso che deve attraversare moltissimi ostacoli. Stiamo parlando di una direzione, di un orizzonte, di un'idea, di una manifestazione di intenti, di una volontà, ma non di denaro che arriva. Come se, non so, perdonatemi la metafora, ma cerco di spiegarmi, insomma, come se io vi invitassi a cena e vi dicessi sì, però dovete venire senza macchina e senza treno. Vi aspetto lì a Milano in via MacMahon, però dovete arrivare a piedi, senza fare l'autostop. Sì, vi ho invitato a cena, ve la offro io, però voi dovete arrivare fin lì. E se moltiplicate questo per 27, insomma, qualche problema in mezzo rischia di esserci. Ed ecco perché quella dichiarazione su cui poi ci eravamo anche soffermati nella trasmissione Rebelotto al pomeriggio, ecco perché Zingaretti, in piena campagna elettorale, Zingaretti, segretario del PD, lancia a Conte la proposta di aderire al MES, una proposta inspiegabile in campagna elettorale, perché il MES viene visto col fumo negli occhi dalla gran parte dell'elettorato leghista e grillino e ha una cattiva fama in tutto l'elettorato, anche in chi si interessa meno di queste faccende. Nell'elettorato di sinistra non è certamente, insomma, il sol dell'avvenire. Anche l'elettorato di Zingaretti quel giorno non penso che abbia esultato leggendo i giornali, oh sì, finalmente il MES, il sogno della mia vita. Cioè, quindi perché aveva fatto quella dichiarazione in campagna elettorale? Perché non era una dichiarazione in campagna elettorale, era una presa d'atto che questi soldi non stanno arrivando, non arriveranno in tempi utili, che il successo di Conte sul recovery plan è stato sì un successo teorico, ma nel senso che ha ottenuto che io paghi la pizza all'invito a cena, ma non ha messo a disposizione una macchina, il teletrasporto, un treno per arrivare al punto dove ci sarà il vero finanziamento del recovery plan. E quindi il MES, dice Zingaretti, perché il MES ci dà una linea di credito immediata per far fronte all'emergenza coronavirus. In questo senso si capisce perché aveva detto questo e perché c'è questo continuo tamburellare sul tema MES, che rischia di essere uno dei punti più spinosi per Giuseppe Conte, perché è uno di quei punti dove è più difficile la mediazione tra Movimento 5 Stelle e PD. Il Movimento 5 Stelle, se dicesse sì al MES, si ritroverebbe di fatto ancora più distrutto di quanto non sia ora alla prova del governo. E Conte senza Movimento 5 Stelle o non ha la maggioranza o dovrebbe andare a cercare delle maggioranze avventurose, cosa che sa fare, ma che è sempre un esercizio molto rischioso. Non vi sarà sfuggito poi sicuramente in questo articolo il riferimento per cui il MES sarà subordinato al rispetto da parte degli Stati membri dell'Unione Europea dello Stato di diritto, perché in Polonia e in Ungheria, guarda un po', non ci sarebbe lo Stato di diritto, ci sarebbero dei problemi, solo perché gli ungheresi votano uno che non piace al resto dell'Europa e i polacchi votano per categorie politiche che sono incomprensibili al resto dell'Europa. Ma secondo non delle opinioni, ma dei meccanismi che stanno cercando di mettere in atto,
questi stati dovrebbero rispettare alcuni standard sullo Stato di diritto, che di per sé chi è contrario allo Stato di diritto? Penso nessuno che voglia dirsi democratico. Non però sarà sfuggito a nessuno che, a parte la vicenda Covid, la lascio da parte, anche se lì bisognerebbe aprire un capitolo su cosa è successo allo Stato di diritto nel nostro paese e in giro per l'Europa. Ma anche solo la vicenda di quello che succede è successo in Catalogna, dove ci sono 20 leader indipendentisti democratici votati, il governo regionale in galera per 13 anni per una cosa che ha votato in Spagna. È Stato di diritto? Non c'è un problema anche lì? Sono domande che non sono peregrine, perché con questo strumento dello Stato di diritto, con queste enunciazioni tanto belle quanto ipocrite, alla fine quello che si tenta di fare è quello di minare questi paesi, peraltro dell'Est Europa, che anche per tradizione fanno parte di un mondo di cerniera tra l'Occidente e la Russia. Incominciano a sentire i richiami di un mondo che non è già il mondo dell'Europa, diciamo nel suo fulcro storico. E anziché riconoscere queste differenze, quindi immaginare, capire, accettare che i polacchi votano in massa per formazioni che hanno nel loro programma politico, insomma, delle cose per noi inaccettabili, anche per il più accanito cattolico italiano, sono cose che gli verrebbe da dire, beh, stai calmo, però non esageriamo. Però i polacchi hanno questo spirito del tempo, eppure questo spirito del tempo, che è la loro ricchezza, anche se non la condividiamo, diventa un elemento di critica e soprattutto di pressione politica. Anche questo è da vedere, insomma, in questa partita del recovery plan. Noi andiamo ora invece in casa Lega, ci andiamo con Libero, che ha il merito questa mattina di fare la conta delle procure che stanno indagando sulla Lega. Caccia al leghista, scrive Libero, tutte le procure all'inseguimento del Carroccio. Genova, Catania, Milano, Roma. Si moltiplicano le inchieste con accuse fantasiose e Salvini sbotta. Mi trattano come un mafioso. Partiamo, da dove partiamo? Da dove partiamo qua? Allora, dov'è che è Lorenzo Mottola? Eccolo qua. 1, 2, 3 processi. Mi trattano come un mafioso, ma vado avanti a testa alta, mai mollare. Tribunale che vai, indagine che trovi. Il verde leghista va di moda tra le toghe. Ormai non si trova procura che non abbia aperto un suo filone di indagine sulla Lega di Salvini, il quale tuttavia dice di non temere nulla. Genova, Catania, Pavia, Milano, Roma, inchieste a raffica a cui si aggiungerà quella di Palermo, dove si prepara il processo per il caso Open Arms, nave stracolma di migranti cui l'ex ministro aveva negato lo sbarco nel 2019. L'accusa è sempre la stessa: sequestro di persona e abuso d'ufficio. Robetta da 15 anni di galera. Attenzione, mi permetto di sottolineare io, è chiaro, il sequestro di persona è un'accusa spropositata, irreale, folle, eppure giuridica, quindi che fa parte del processo, ma attenzione a quell'abuso d'ufficio, perché l'abuso d'ufficio, il proverbio è questo, non si nega a nessuno. Una condanna per abuso d'ufficio in qualsiasi pratica amministrativa e politica, volendo, non si nega a nessuno, dice il proverbio, diciamo, della cambusa del mondo degli avvocati che si occupano di amministrativo o di processi connessi alla politica e agli organi rappresentativi. Un abuso d'ufficio non si nega a nessuno, quindi attenzione, perché insieme all'abuso d'ufficio una condanna per abuso d'ufficio non si nega a nessuno, basta notificare una cosa in un modo sbagliato, basta usare un aggettivo sbagliato e in qualche modo l'abuso d'ufficio lo fanno saltare fuori. Quindi mi permetto di segnalarvi questi reati accessori che sono molto più scivolosi rispetto alla giuridicamente molto più scivolosi rispetto all'accusa di sequestro di persona, che è talmente incongrua
è talmente paradossale e folle che se venisse accertata, cioè se Salvini fosse condannato per sequestro di persona, ognuno di noi sarebbe legittimato a denunciare qualsiasi carabiniere lo ferma per un controllo stradale, perché se mi fermo e tu mi dici che non posso ripartire, per me è sequestro di persona. Da domani, oltre a tutti quelli che vi ho già detto, andrò a denunciare il giorno dopo, professori a scuola, presidi, mi toglierò delle soddisfazioni, se Salvini viene condannato per sequestro di persona, a quel punto vale tutto. Quindi scherzi a parte, quell'accusa è impossibile, ma attenzione, perché il processo è un processo vero e ci sono tante trappole nell'ordinamento italiano. Me ne è venuta in mente una perché è citata nell'accusa di Palermo: abuso d'ufficio. E, capi di imputazione a parte, è un'altra la coincidenza che lascia perplessi. La storia per la quale il capitano viene accusato sembra totalmente sovrapponibile a quella che vede coinvolto il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che lasciò al largo la Open Arms per pochi giorni. La settimana scorsa, infatti, la medesima ONG è stato impedito di attraccare a Palermo. E ancora le toghe di Genova, che hanno battuto un colpo ieri. Spunta uno dei 49 milioni della Lega. La procura ligure sta dando ancora la caccia al famoso malloppo fantasma, tutte questioni che riguardano la vecchia gestione, e ha scoperto che la Lega aveva donato 900.000 euro al comune di Bondeno nel Ferrarese per progetti di ricostruzione dopo il terremoto. E secondo i vari articoli pubblicati ieri, i magistrati vogliono vederci chiaro. E cioè significa che per il momento non c'è niente, ma per i PM potrebbe esserci qualcosa di losco, invece una donazione per ricostruire l'asilo, ci fa sapere Alan Fabbri, che era sindaco di Bondeno ai tempi. E poi c'è la saga familiare di Attilio Fontana, che continua a far parlare, soprattutto per la quantità di intercettazioni spiattellate su tutti i giornali, con gli inquirenti che stanno passando ai raggi X. Il presidente della Lombardia finito nel tritacarne per l'appalto dato dalla regione al cognato. Come noto, Attilio non ci ha guadagnato un centesimo, ma anzi ha provato a pagare il parente centinaia di migliaia di euro per annullare l'affare. Nonostante ciò, gli inquirenti hanno setacciato i suoi conti e hanno anche sequestrato il suo telefono e quello della sua assistente Giulia Martinelli, la quale non è indagata. Un'operazione su cui pesano molti dubbi di legittimità, e qui Salvini si è infuriato: prendetevela con me, ma quando entrate in casa mia mi incazzo come un bufalo. Viene portato via un telefono dove ci sono le foto di mia figlia e le chat con i nonni, dice Salvini, perché Giulia Martinelli è la ex compagna di Salvini. Neanche a un mafioso viene riservato un trattamento così. La storia insegna il rischio di ritrovarsi qualsiasi vicenda privata sui quotidiani. E gli inquirenti però giurano che non si metteranno a leggere tutto, ma eseguiranno una ricerca nella memoria dello smartphone inserendo 50 parole chiave, che saranno, tra queste ci sarà aria, camici, moglie, fratello, cognato, donazione, restituzione, consegna, ordine, bonifico. Tutto un po' vago, verrebbe da dire, potrebbe venire fuori di tutto. Darò un colpo di telefono a Mattarella, dice poi Salvini, non è degno di paese civile. E poi c'è l'inchiesta dei rubli, che vede ancora nessun risultato investigativo, ma ancora vede tutte le carte sul tavolo. E poi i voli di Stato, i voli sospetti di Salvini come ex ministro, dove tutto è stato archiviato, però insomma per settimane si era andati avanti. E infine i commercialisti, i fiscalisti, di cui non ci sono ultimamente ulteriori sviluppi. Queste sono le inchieste secondo Libero. Noi potremmo fare la seconda lettura dei quotidiani, ma non me ne vorranno i tiratardi. Questa mattina scelgo invece di raccontarvi anche dalla Verità, almeno per titoli, il racconto delle ultime giornate dell'immigrazione, le giornate di ieri, raccontate a pagina 8 e 9. La Mare Jonio è bloccata dalla Guardia Costiera e piange, è persecuzione, nave registrata come mercantile, e quindi è stato impedito l'imbarco di 2 membri dell'ONG, mentre a Olbia la Lega protesta contro lo sbarco dei recuperati dalla Alan Kurdi. Migranti infetti e violenze sui militari. Invece la cronaca da Amantea, dove la rivolta è contro il governo per il focolaio nel CAS, stracolmo e fuori controllo.
lettera delle associazioni al ministro Lamorgese. E ancora la banda Conte cancella Salvini, si torna alle porte aperte per tutti, è la lettura che ne dà Francesco Borgonovo, mentre, ed è interessantissimo, sul manifesto Erasmo Palazzotto dice c'è continuità con Salvini nelle politiche di questo governo, cioè la critica da destra è si torna alle porte aperte, la critica della sinistra sono ancora troppo chiuse, sono troppo chiuse. E quindi vedete poi come è difficile orientarsi in questo baccano che viene fatto su una faccenda che ha dei connotati epocali e simbolici potentissimi. Ognuno di noi però sicuramente può trovare le sue bussole e vi ho già detto qual è la mia, ve la ripeto, secondo me culturalmente e politicamente nel senso più alto la Lega la battaglia sull'immigrazione l'ha vinta, non quando è andata al governo, l'ha vinta prima ancora, quando il governo Gentiloni ha dovuto mettere Marco Minniti al Ministero dell'Interno, cioè colui che più di tutti a sinistra ha una linea dura nei confronti dell'immigrazione, della difesa dei confini. Secondo me quel giorno lì la Lega dal punto di vista culturale ha vinto la battaglia sull'immigrazione, perché che, al di là di quello che giustamente ci fa mobilitare volta per volta, però è la storia di questi anni che è la sinistra a inseguire la Lega sulle sue posizioni e non viceversa. Il dibattito, quello che ha tenuto la Mare Jonio in acqua durante le elezioni, è stata la dimostrazione che anche la sinistra ha dovuto fare i conti con un tema che tocca anche il suo elettorato e buona parte del suo elettorato non ha piacere di votare un agglomerato che dica porti aperti, che dica ma sì, vogliamoci bene, cioè anche a sinistra si capisce che è un problema da gestire e non solo una meravigliosa sorte progressiva. Questa, come sapete, è la mia opinione, mi fa piacere dirvela in chiusura di questa puntata, ma ve l'ho già detta altre volte e mi sembra anche una buona notizia per chi, e sono tanti coloro che ci ascoltano, hanno dedicato non un mese, non un giorno, non un post su Facebook, ma hanno dedicato magari 20 anni della loro vita, 30 anni della loro vita a fare la militanza, a buttare la loro passione politica dentro la storia di questo movimento che è la Lega. Ecco, se ogni tanto, anziché arrabbiarci, gridare agli scandali, se ogni tanto ci riconosciamo e riconosciamo che alcune battaglie culturali sono state perse, ma alcune sono state vinte, secondo me passiamo anche un sabato e una domenica con più serenità tutti quanti. Ecco, lo dico ovviamente quest'ultima parte a coloro che fanno parte dello zoccolo duro di RPL, insomma quelli che ci ascoltano in quanto siamo la radio più vicina che esista al leghismo, talmente vicina che a volte ci confondiamo. Ecco, ovviamente questo lo dico per voi, chi ci ascolta invece senza queste adesioni, insomma prenda atto che anche all'interno del mondo del leghismo, che ne se ne dica, il dibattito esiste, il confronto esiste e ci sono tante sensibilità diverse che hanno atteggiamenti a volte, oltre che opinioni nei confronti delle contraddizioni del mondo che sono diverse, quindi sono anche contento di averne dato contezza questa mattina con un racconto dei giornali che è partito dal Vaticano, è passato dalle banlieue francesi per parlare di Charlie Hebdo, ha toccato i temi economici e poi le inchieste sulla Lega, questa caccia al leghista secondo Libero e la cronaca minuta dell'immigrazione. Non abbiamo parlato dell'aumento dei contagi, non perché questa cosa non ci interessi, evidentemente interessa a tutti, ma l'aumento dei contagi in questo momento fortunatamente non sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, né regionale di nessuna regione, né nazionale, che quanto a numero di ricoverati e numero di terapie intensive e soprattutto capacità di gestire i malati domiciliari al momento sta reggendo e non dà segni di cedimento. Speriamo di poter andare avanti così, incrociamo le dita ed è per questo che insomma abbiamo espunto dalla nostra cronaca quotidiana la parte relativa al Covid, come non siamo entrati nel merito di una faccenda invece più importante, se vogliamo, che è l'obbligo di tampone a scuola, ma perché anche di scuola insomma ne abbiamo parlato
un po' tutta la settimana. Oggi è sabato, almeno quando a scuola non si va, possiamo permetterci di eclissarci per almeno un giorno. Un grande grazie a Roberto Colombo che ha fatto buona guardia e ha permesso questa trasmissione dalla parte tecnica. Grazie mille a tutti coloro che hanno seguito la rassegna stampa di RPL. Se a Dio piace tutto va bene, l'appuntamento è lunedì con il sottoscritto, con Rebelot, alle ore 16:30, mentre vi lascio al prosieguo, è vero, del nostro famigerato palinsesto. Dal Marco Pinti, buon sabato, buona domenica a tutti. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Play.